Va ora in onda la rassegna stampa. E proprio mentre pensavo, cogitavo questa mattina all'alba, come posso fare per far piacere anche questa mattina la rassegna stampa a milioni di italiani, di padani che si sintonizzeranno su Radio Libertà. Cogitavo, meditavo, mumble. A un certo punto mi apparve Bertinotti. Ah, Bertinotti, tirami sul cursore e fammelo ascoltare. Di un atto che è stato considerato fino all'altro ieri fondativo della Repubblica Italiana, fino all'altro ieri, tutti, compreso il Movimento Sociale Italiano, e avevano un atto di rispetto nei confronti di Ventotene, che era sempre pluricitata. Tu invece irrompi contro estensori del testo che stavano al confino. Dopo ne parliamo. Allora, di fronte a questa trasgressione, io che sono non violento, proprio non violento, avrei lanciato un oggetto contundente contro la Presidente del Consiglio, prendendolo o non prendendolo, questo va da sé, e facendomi espellere. Perché? Perché bisogna segnalare che un limite è stato oltrepassato. E se tu oltrepassi questo limite, io devo sapere il modo con cui comunico al Paese, siccome sono un parlamentare, sto eletto dal popolo, devo comunicare al popolo che così non si può fare in Parlamento nella Repubblica Italiana. E allora io faccio un atto per cui mi condanno poi, ma intanto ti tiro un libro. Eccoli, bravi maestri, lo abbiamo anche invitato alla scuola di formazione politica, questo. Grandissimo Bertinotti, cosa puoi dire su Bertinotti? Chiaro, io preferirei un Rizzo qua di fianco a me, se proprio devo scegliere, però capisci poi perché nascono i picchiatori che ti chiedono il certificato antifascista e se non glielo fai vedere te menano. No, tutto è possibile, sta tranquillo che prevedo e stravedo. Intanto buongiorno Francesco, a te è cresciuta la barba ancora di più, è possibile, no? So io che l'hai tagliata, no? Vedo barboni e barbuti da tutte le parti. Sarà che dopo il weekend islamico a Milano, vedo barbuti ovunque, anche qui in Bellerio c'erano barbuti che mi guardavano. Che non scherziamo, ne parliamo. Devo trovare l'appiglio. Come tenervi sintonizzati oggi in questa radio controcorrente? Che delizia e che tormente! Siamo molto controcorrenti anche quest'oggi. E allora Sammy Varin dà il buongiorno a voi, grazie per avermi acceso. Non bruciatemi proprio così sul pelo, aspettate un attimino, ma inviate il vostro messaggio al 340 67 09 659. Di che umore siete? Oggi lunedì 24 marzo, il 24 marzo l'esercito passava, non passa lo straniero, vabbè, siamo ancora qui a dirlo, ma questi continuano a passare, a quanto pare a mollare parecchi soldini, secondo me. Se Milano si mette a fare la cena che cominciano a mangiare gli islamici verso sera quando cala il sole, allora ceniamo tutti insieme davanti alla stazione centrale, simbolo del magna che fanno persone a cui non frega niente della nostra città e che per decenni hanno rubato, picchiato, violentato fuori dalla stazione centrale di Milano. Adesso è un po' finita la pacchia, che sai, gliel'abbiamo insegnato al sindaco di Milano come si fa un po' di sicurezza, l'ha recepito, altrimenti lo cacciavano a calci i suoi amici piddini. Vabbè, tutto questo per dirvi: sveglia, forza, non passa lo straniero, ma passano i vostri WhatsApp. Quella che sta per cominciare è una rassegna stampa su richiesta. Cioè, voi mi dite di cosa volete che io parli e io parlo. Sono un gettone, sono un jukebox. Non canto ma leggo. 340 6709 659, che
atmosfera c'è sui quotidiani? Beh, da una parte potrei leggerti il resto del Carlino, che scrive in prima pagina scontro continuo tra Lega e Tajani, che insomma è dalla scorsa estate praticamente, che avevamo ravvisato qualche problemino, però giustamente c'è un governo, c'è un programma di governo e noi lo portiamo avanti. Chiaro che ci sono delle differenze di vedute, diciamo così, tra la Lega e Tajani. Potrei farvi vedere la Repubblica. Tajani Lega, nuova lite, certamente. Perché è troppo attivo Matteo Salvini, sai, cioè di tutti quelli che non fanno un cazzo, e mica sto parlando certamente di Tajani, quando vedi un Salvini troppo attivo, no, non va bene, non va bene, non va bene. Chiaramente chiederò a voi al 3406709 di farmi sapere cosa ne pensate di questa iperattività di Matteo Salvini. Meglio che non facciano un cazzo i ministri, ma assolutamente, guarda, io sono di questo parere, altrimenti siete dei che frase potente, Tajani, però ragazzi, cioè siamo nel 2025, ancora si dice qua. Buongiorno, certo, sì, parto, devo partire per forza con la rassegna stampa e parto, Allora, intanto guardiamo il sito di Repubblica che parte con non c'entra niente, ma va bene. La riforma fiscale, il pasticcio dell'acconto vale 4,3 miliardi, annulla il taglio IRPEF, ecco le simulazioni, così siete contenti amici di Repubblica che vi leggo la prima pagina, poi chiaramente uno vorrebbe anche sapere cosa succede nel mondo, allora proviamo ad andare sul sito del Corriere se siamo più fortunati. Il Corriere invece apre come andare in pensione con il 100% dello stipendio. Cosa deve fare? Cosa deve fare chi ha 30, 40 o 50 anni? Tutte le strategie. Cioè, capisci? Questi sono i siti più guardati. Ti danno i consigli alle 7 del mattino su... Non è che vogliono nascondere altre notizie? Punto di domanda. Ma ti giuro, cioè, poi ci sono le terre rare in Ucraina, cosa c'è davvero, i dati reali sul tesoro del sottosuolo di Kiev, poi nelle province ucraine dove Putin avanza, terrorizzati vogliono russificare tutto. Vabbè, lasciamo i siti. L'ANSA che ansia. Speriamo l'ANSA che non ci dia altri consigli su come andare al gabinetto meglio questa mattina, L'ANSA è un po' più seria e apre con molta fantasia sul Papa che è tornato in Vaticano. Ma non era morto. Ho sperimentato la pazienza di Dio. Questo è il virgolettato. Il pontefice, ricoverato dal 14 febbraio, ha salutato e benedetto la folla di fedeli che lo attendeva nel piazzale del Policlinico prima del rientro a Santa Maggiore, la tappa a Santa Maria Maggiore. Scusate, prima del rientro a Santa Marta, la tappa a Santa Maria Maggiore. E penso che ne abbiate abbastanza del Papa. Per oggi basta, ok? Poi andiamo a cercare naturalmente i gomblottisti che diranno che non è lui, che è uno che gli assomiglia, e sono cose anche che giustamente ci devono stare, ci mancherebbe altro. Tuffiamoci subito sui quotidiani. E oggi vorrei partire dal quotidiano Il Tempo, che è un po' quello che raccoglie tutti i sentiment della giornata, compresi quelli filo-islamici, meta-islamici. D'altronde a Milano, ragazzi, abbiamo bisogno di soldi, dobbiamo vendere un po' di appartamenti. Allora, quelli che non si faranno mai li abbiamo venduti agli italiani e sono rimasti di merda. Il Salva Milano che non arriva, Sala che appunto adesso c'è altro a cui pensare, deve cenare con gli islamici, quelli che hanno veramente i soldi, e sono gli sceicchi, lo sapete, di quei territori strapieni di quell'oro nero che continueremo a usare per tutta la vita, perché se andiamo avanti in sci assolutamente, per loro ci sono interi quartieri di Milano già fatti, già pronti, che non gli ritocca assolutamente nessuno, mentre gli sfigati italiani che volevano una casettina un po' decente per il momento c'hanno un rudere
Il quotidiano Il Tempo titola questa mattina "Presi per i cappelli". E vai, quelli della doppia morale difendono Prodi dall'accusa della giornalista Mediaset, il silenzio delle femministe, l'eterno ritorno di Letta che si inventa un hashtag. Cosa è successo? Perché qualcuno di voi giustamente nel weekend magari ha fatto altro, è andato in montagna, ha fatto una passeggiata e che cavolo. Partiamo dalla Schlein, l'imbarazzo della segretaria col prof che vuole scipparle il PD. Stiamo parlando di Romano Prodi, Prodi, il professore, non si scusa e chiama in aiuto l'hashtag di Letta. C'è anche Emiliano, dopo il crack sanità arriva lo scandalo del concorso alla moglie del consigliere PD. E infine c'è il sindaco di Milano Sala. Milano in mano agli islamisti e lui festeggia il Ramadan. L'intervista sul Tempo è con Francesco Rutelli. Quando ero sindaco, bilanci comunali sani. Ma di spalla, a proposito di Romano Prodi, altro che Renzi, il vero Fonzi è Prodi, l'editoriale di Tommaso Cerno. Peggio della tirata di capelli del professor Romano Prodi alla collega di Mediaset Lavinia Orefici, che è la nostra eroe del giorno, visto che chi lo conosce sa che il professore dall'aspetto mite le staffe le perde molto spesso, è il silenzio della sinistra. Quelli che ci spiegano la schwa, il femminismo, il politically correct, fanno il VAR sulla mano dell'ex premier per giudicare un fatto che è sotto gli occhi di tutti. Enrico Letta, al confino in Spagna, a scrivere il manifesto del suo prossimo ritorno, inventa perfino un hashtag pur di far parlare di sé. Ma la verità è che Fonzi non è Matteo Renzi per il suo famoso chiodo, ma è la sinistra di Prodi, Schlein e Letta, quella che non riesce a pronunciare la parola "ha sbagliato", "ho sbagliato". Bastavano delle scuse, semplici scuse. D'altra parte Prodi aveva un buon motivo per essere nervoso. Il suo PD ha dato di matto e in pochi mesi Elly Schlein l'ha schierato contro l'America, contro Israele, contro il riarmo. In pratica ha fatto poltiglia proprio della lezione del professor Prodi. E invece zitti zitti. Immaginatevi se Ignazio La Russa, che però è un galantuomo, avesse fatto qualcosa di simile. Gualtieri avrebbe dovuto pagare un'altra piazza. In poche parole, cos'è successo con questo Romano Prodi? Che ha fatto sto Prodi? Che non fa mai niente. Non si capisce neanche quando parla, boffonchi, adesso è ancora peggio con l'età, ma è normale. Che mai ha fatto? Pare abbia tirato i capelli a una giornalista che gli chiedeva del manifesto di Ventotene. Ancora Ventotene, la corazzata Potienchi, quel terribile film uscito davvero 10 anni fa su Rai 1, ma non l'ha visto nessuno, e che prima o poi verrà, appena se ne accorgono i pidini, verrà riproposto non stop in loop su tutti i canali sinistrorsi. Questo Prodi, insomma, ha risposto male alla domanda della giornalista Mediaset. Questa sera sarà tutto trasmesso su Rete 4. Anche il momento del tiramento di capelli, che io non ho mai provato codesta emozione, ma deve essere bello. Tiramento di capelli, E pare che gli abbia tirato i capelli alla giornalista perché gli ha fatto una domanda su Ventotene, una domanda leggendo comunque qualche riga di questo manifesto, chiaramente non più attuale, era stato scritto nel 1941, questi erano appena stati messi in gabbia proprio dai fascisti e non potevano essere di buon umore. Ed è quello che gli ha risposto Prodi alla sciura, una domanda assolutamente banale. Chiaramente non l'ha fatta al primo che passava, l'ha fatta a un ex premier, un ex tutto come Romano Prodi, e lui
si è un po' indignato, si è un po' alterato, addirittura arrivando a tirare i capelli a una giornalista. Chiaramente voglio subito il vostro parere, conquistate hashtag anche voi Romano Prodi, hashtag che cazzo, 340 6709 659. Vedete, sto già facendovi un po' eccitare, cari ascoltatori di Radio Libertà. Buongiorno a chi ci ascolta sul canale 252 252 del televisore in tutta Italia, potete ascoltarci ma anche vederci. Buongiorno a chi ha acceso la radio, certo, nella banda DAB della vostra autoradio in tutta Italia c'è il faccione di Sammy Varinone, ma buongiorno anche a chi ci segue dai social, se non dico troppe parolacce, certo, sul social di Radio Libertà, Facebook, pagina Facebook e canale YouTube, ma soprattutto sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier. Siete in tantissimi e vi ringrazio per essere in battaglia con noi. A proposito di Lega, sempre sul Tempo, io richiamo in prima pagina il botta e risposta sugli USA, scintille, Lega Forza Italia, Durigon attacca Tajani, tira dritto, giudichi l'elettore. Dopo la telefonata di Salvini a Vance, bastano poche parole del leghista Durigon. Tajani dovrebbe farsi aiutare sugli USA. Per qualcuno dovrebbe farsi aiutare e basta, ma scherziamo, per far salire di nuovo la tensione nella maggioranza. La verità, ragazzi, col cuore in mano, è che siamo un po' incazzati noi della Lega, perché sto Tajani tirando in ballo Berlusconi ogni settimana, lo faccio per Berlusconi, ricordiamo Berlusconi e ci frega sempre di qualche 0,5%. Diciamocelo che siamo un po' invidiosi, dai. Stiamo scherzando, lo sapete che è una rassegna stampa, non rassegna stampa, cerchiamo anche di sdrammatizzare questi drammi che sono veri drammi esistenziali. Molliamo la prima pagina, ma restiamo sul Tempo, mentre mi state inondando di messaggi, devo controllare se sono improperi verso di me o qualcosa di più benevolo. Andiamo all'interno del Tempo, perché come dicevo rappresenta bene un po' l'umore, secondo me, degli italiani medi di quest'oggi, di questo lunedì. Pagina 4, presi per i cappelli. La sinistra si riscopre di lotta più che di governo. E davvero su tutti i giornali me ne sono reso conto, sono arrivato qua prima delle 6 per leggerli per voi, ragazzi miei, c'è qualcuno che lavora qui a Radio Libertà. Mi sono accorto che c'è un certo silenzio della sinistra che chiaramente ha ordinato ai suoi emissari, ai vari giornalisti dei vari giornaloni di non parlarne, un silenzio pazzesco proprio su questa roba che Romano Prodi ha detto e fatto. Cioè l'hanno derubricato come ma sì, ma non è successo niente, mentre su Bertinotti qualcosina avete visto, vi ho fatto sentire prima il sito del Corriere che lo lasciava parlare Bertinotti, sugli altri giornali come se non fosse successo niente, cioè è successo ma pensiamo ad altro, e la Schlein è proprio silente, proprio come nel film del maghetto, il silenzio di Schlein sul gesto di Prodi. Bertinotti che dice a Meloni avrei tirato qualcosa, questi cattivi maestri, poi crescono i picchiatori o meglio le picchiatrici, picchia e ci lamentiamo pure. Letta lancia l'hashtag io sto con Romano. Chissà chi aderisce a questo hashtag, io sto con Romano. Dal PD nessuna parola di vicinanza alla giornalista di Quarta Repubblica e stasera Porro farà vedere il video verità sull'aggressione del Mortadella. Ragazzi, questa sera vi voglio tutti davanti alla televisione su Rete 4 a vedere il filmato completo di quando Romano Prodi si incazza e tira i capelli, beato chi ce li ha, alla giornalista di Quarta Repubblica, come una comparsa in un film di Nanni Moretti, quello Palombella Rossa, in cui un deputato del PC perde la memoria e bordo piscina schiaffeggia una giornalista
come parla, le parole sono importanti. Mamma, che incubo, veramente, quella parola lì è brutta, brutta, brutta storia da ricordare. In pratica, una scena gemella, quella di sabato all'auditorium, con il professore che sbotta davanti a un microfono. Che domanda del cavolo mi fa? Maltrattando la sfortunata giornalista di Quarta Repubblica, per dire la stessa permalosità. Come si permette? Lei non sa chi sono io. La permalosità di Prodi innesca una sorta di reazione pavloviana, simile a quella dell'aprile 2013, quando il professore torna in fretta e furia dall'Africa sperando di trasferirsi al Colle e invece viene trafitto, questi sono sogni erotici, ve li ricordate? Viene trafitto dai famigerati 101 in stereo, franchi tiratori, che in realtà furono 120, provocando l'indignazione di tutta la sinistra, di una Ellis Lane alle prime armi contro una sua fazione responsabile del malfatto. Allora come oggi, infatti, il primo a chiedere la solidarietà al bizzoso ex presidente del Consiglio è un suo antico discepolo, Enrico Letta, che da Madrid adesso ha un incarico come decano alla School of Politics, Economics, Global Affair, posta una foto con il maestro accompagnata dall'hashtag Io sto con Romano. Ragazzi, Enrico Letta che posta una foto con l'hashtag Io sto con Romano, Yum yum, vi viene fame di pucciare meglio il biscotto nella colazione? L'altra faccia della medaglia è invece il silenzio del Nazareno per la vittima dell'aggressione. La giornalista Lavinia Orefici, una professionista responsabile di aver fatto una domanda al mostro sacro. Non una parola da Ellis Lane, figuriamoci da Laura Boldrini, dalle donne del PD, generalmente solerti a denunciare fatti del genere. Sì, contro una donna, ragazzi. Letteralmente scomparse. La reazione scomposta del professore ha scatenato invece un vespaio di polemiche a destra, con il ministro degli affari europei Tommaso Foti che tuona, che dire, nostalgia, nostalgia canaglia di una sinistra violenta che sbaglia. Già, perché nel dies ire della gauche si ritaglia il suo spazio di celebrità a un altro eroe del passato, Fausto Bertinotti, lo abbiamo sentito in apertura di trasmissione, l'ex presidente della Camera nel salotto televisivo di Grammellini sulla 7 si lascia andare a antiche pulsioni e, commentando le polemiche seguite alle affermazioni della Presidente del Consiglio, si dimentica del tutto del freno a mano. Io che sono un non violento avrei lanciato un oggetto contundente contro la Presidente del Consiglio, prendendola o non prendendola, facendomi espellere, si infervora Bertinotti, magari rivangando gli scontri del passato. Insomma, la doppia rosicata dell'inedita coppia dell'Ulivo, Bertinotti liquidò il governo Prodi definendolo come Vincenzo Cardarelli il più grande poeta morente, torna a conquistarsi gli onori della cronaca, con la leghista Laura Ravetto che li accomuna. Peggio di Bertinotti e Prodi c'è solo il silenzio vigliacco delle femministe e delle donne di sinistra. La sentirete oggi pomeriggio, Laura Ravetto, alle ore 15 con Antonino Danna qui su Radio Libertà. E la senatrice di Fratelli d'Italia, Laura Zedda, insomma, Schlein e le donne del PD hanno deciso di rimanere in silenzio. Allora è il caso davvero di dire che di donne come voi non ce ne facciamo niente se non siete capaci di trovare la voce per difendere una donna maltrattata sul posto di lavoro. Ma poi bla 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 bla, va avanti questo articolone sul quotidiano Il Tempo che ben riassume che cos'è successo, anche perché più in basso c'è il ritratto. Altro che mortadella. Romano ha una storia di battutaggi e litigi da Rutelli a Renzi. Borselli gronda bonomia da tutti gli artigli. Tanti racconti di collaboratori e avversari. Insomma, se volete scoprire cosa ha detto o fatto Mortadella negli ultimi, non decenni, ma negli ultimi centinaia di anni in politica, oggi il quotidiano Il Tempo. A proposito, c'è anche la pagina dopo con Francesca Alberotti che ci dice, sì, e qui giustamente ci vuole anche un'analisi psicologica, quello scatto d'ira del professore, figlio della paura di non contare più.
Dan, da, da, dan. Ma come? Perché, sai, si parla che potrebbe diventare una volta per tutte presidente della Repubblica, ma se fa queste cose, cavolo, professore, il suo è lo sfogo di un anziano accidioso che usa il ruolo per umiliare, scrive Francesca Albergotti quest'oggi, parlando della psicologia di Romano Prodi. Poi, a proposito di cosette che ci hanno fatto arrabbiare, si ricorda che la Littizzetto, sì, quella che guardate sempre, lo so che la guardate, oh cazzo, io non riesco più a sopportarla veramente, la Littizzetto è stata querelata dal tenente Trabucco per la frase sugli italiani incapaci di combattere. La comica da Fazio aveva detto: noi italiani facciamo cagare a fare la guerra. Bene, 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 siete contenti? 340 67 09 659. Quanto vi fa ridere la Littizzetto? Giro pagina, ragazzi, oggi il Tempo, leggo solo il Tempo nella mia rassegna stampa, ma vi assicuro ve ne vale la pena, è davvero davvero davvero. Puglia, altra faccia dell'informazione di quest'oggi assolutamente mancante sugli altri giornali, perché c'è soltanto Salvini che litiga con Tajani che ci dà dei qua, capito? Se vi suona il telefono questa mattina dovete rispondere dicendo qua, capito? Mi raccomando, qua. Dopo proviamo, quando apriamo le linee proviamo qua. Se mi inviate un WhatsApp questa mattina al 340 6709 659 dovete cominciarlo con la parola d'ordine qua. Se no non lo leggo, anche se l'avete già scritto siete ancora in tempo, scrivetemi la parola d'ordine qua. Pagina 6, quanto sei deficiente oggi, Semi? Ti rendi conto che stai parlando nella trasmissione più ascoltata di una radio nazionale, direi quasi politicamente importante? No, qui questa notizia non c'è da nessuna parte, quindi non posso non leggervela. Pagina 6, Emiliano nella bufera. L'unica candidata in gara ha vinto la prova per il posto da responsabile delle risorse umane degli aeroporti pugliesi. Puglia, dopo il crack sanità, il concorso alla moglie del consigliere Dem. La commissione trasparenza del comune di Bari ha disposto l'acquisizione degli atti e insomma il concorso l'ha vinto la moglie del consigliere Dem. Ve lo lascio leggere perché ho qualcosa di più importante, ragazzi. La nostra Milano, ci viviamo, ci lavoriamo, è sempre più in mano agli islamici. Però io vorrei giustificare, Sala, perché questi hanno i soldi, ma ne hanno tanti. Gli sceicchi di questi stati dove il petrolio sgorga go ci stanno riempiendo di soldi, comprando interi quartieri di Milano, lo hanno già fatto, mentre i poveri straccioni si sono comprati gli edifici che stavano cercando di tirar su, ma senza il Salva Milano non arriveranno mai. Loro i quartieri se li sono comprati davvero e si comprano anche le moschee. Per fortuna non sono bravissimi i muratori marocchini a tirarle su, fanno su un casino della miseria e quindi quasi sempre bisogna sanare con le scuse più improbabili, ma ci si riesce a sanare a Milano, per cui edifici che non c'entrano un cacchio con le moschee, le moschee ci sono soldi in ballo ed è per questo che Sala festeggia il Ramadan. Facciamo un Ramadan. Afric Simone è vivo, ho controllato, è vivo, ragazzi miei. Tovaglieri della Lega, la sinistra scredita le ci sono dei disturbi. Sentite anche voi le festività cristiane e celebra quelle altrui. Milano in mano agli islamisti e Sala festeggia il Ramadan. Se vi siete persi i giornali del weekend, oggi per fortuna che c'è il quotidiano Il Tempo a ricordare cosa è successo. Venerdì a Milano
in piazza Duca d'Aosta, la piazza bellissima davanti alla stazione, dove fino all'altro giorno c'erano soltanto drogati, gente che ti picchia, ti violenta, ti corre dietro, ti vende hashish. Adesso finalmente abbiamo messo un bel cordone di polizia tutto intorno, che se fai qualunque cosa prima o poi ti beccano, e ringraziamo naturalmente lo Stato italiano, che chiaramente ha fatto pressione su Sala dicendo che cazzo, ormai ti devi decidere, però mettere qui una camionetta sta male, mettere là, la spostiamo un po' di qua. Ha lasciato fare a Piantedosi e per fortuna adesso va un po' meglio. Beh, venerdì in piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione centrale di Milano, la cena che interrompe il digiuno. Ieri al Municipio 3 l'evento Giovani Musulmani d'Italia. Linguetta, ce l'avete presente il personaggio? Linguetta, lingua fuori. E perché mi guardi? Beh, è proprio così. Lingua fuori. Ne parliamo tra pochissimo. Ho bisogno di una pausa. Ritorno tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Guarda che carino è sto pezzo, perché ognuno gli può dare una definizione che preferisce. Cosa avete visto in questo pezzo? Quale emozione vi ha dato? Quale sentimento di attesa? Forse proprio l'attesa per la rassegna stampa di Sammy Varin. Ah, buongiorno, perché questa era la pausa delle ore 8 che facciamo ogni giorno con un pianista o comunque qualcuno che ci regala emozioni particolari. Lui è nato come pianista, si chiama Mauro Raun, scritto Ravn, Ravn. Questa è My Cocktail, un pianista tutto da scoprire, dalla dance elettronica alla new age all'Halloween music. Ha fatto anche musiche del terrore. Andatelo a cercare su YouTube perché io ogni tanto me lo sparo in automobile. Anche questo era un pezzo d'attesa mentre siete in coda al semaforo, che poi appena osate mettere in prima diventa di nuovo rosso. Ecco, sentire Mike Cocktail di Mauro Ravn vi tiene calmi. Il buongiorno si sente dal Varin, grazie per avermi scelto, siete tantissimi, mi state sommergendo di insulti e io sono contento. Al 3406709659 perché ci sono i WhatsApp, certo, e questa è una rassegna stampa, io leggo qualche cosa, ma quasi niente, e poi mi tuffo sui vostri messaggi. Che differenza c'è tra un Fabrizio Corona che vive di scandali, ricatti e sparati come la morte presunta di Papa Francesco? Ah, ma perché non è morto? Puntualmente smentita. E la Schlein che tutti i giorni declama la fine del governo di centrodestra. Bravo Marco, anche oggi chiaramente declama la Schlein la fine del governo di centrodestra. Che la von der Leyen della Garbatella e Troiani vadano per conto loro senza i voti della Lega. Chi è Troiani? C'è una compagna di banco, si chiamava Troiani, perché altrimenti tutte le loro nefandezze cadranno su Salvini. Beh, chiaramente è tutto cade su di noi qua, che lavoriamo un po' troppo. Sai qual è il nostro problema? Che lavoriamo troppo, guarda, da sempre. Infatti volevamo fare la secessione, in modo che ce ne stiamo per i cazzi nostri, lavoriamo a più non posso, non facciamo altro nella vita e gli altri si attaccano e non siamo riusciti a farla la secessione, per cui alla fine ci sentiamo un po' sempre invidiosi, perché c'è qualcuno anche al governo che è meno attivo rispetto ad altri o che dice delle cose assolutamente proprio che direbbe anche un bambino, e in questo caso una paperetta, ok? Una paperetta. Ecco il mio commento dopo aver messo sul mio stato la vergognosa tavolata islamica. Penso a tutti i giovani eroi che sono morti per difendere i confini della nostra madrepatria dagli invasori, ma la nostra madrepatria è ancora nostra, non passa lo straniero, Zanzan 24 marzo. Okay. Cerchi di leggere un articolo fino alla fine. Eccolo, lo sapevo io. Ma cosa intervistano ancora a fare uno come Prodi? Fuori corso ormai. Buongiorno Sammy, anche oggi ricordiamoci di boicottare tutto quello che ruota attorno alla galassia Forza Italia e corriamo a fare le tessere della Lega anche sul divano di casa. Bravo Fabio, poi adesso è tutto più semplice sul sito legaonline.it, la tessera la fate in 50 secondi. Fatevi un giro anche sul sito radiolibertà.net perché anche sul nostro potete fare la tessera tra virgolette abbonandovi a Radio Libertà, aiutando la nostra emittente a diventare ancora più pepperina. Buongiorno a tutti, buongiorno Sammy. Oscar Wilde ha scritto: certe persone migliorano il mondo quando lo lasciano. Non proseguo. Non auguriamo assolutamente a nessuno. Qua, ecco qua sono cominciati giustamente le parole d'ordine. Qua. Tajani, Ursula e soci, ciao da Silvio da Torino. Parola d'ordine, qua, din don dan, ci ha aggiunto anche per confondere il nemico. Per il signor Sammy Samuele, radioascoltatori Radio Libertà, un saluto a Giulio Cainarca con la boll dell'acqua calda e il brodino
mattino da Stefano Del Brembo, lo sentite più tardi. Giulio Cainarca arriva alle 10 con uno speciale sulla strage di Erba che ci ricorderà anche intorno alle 9:15 dopo il capogruppo Molinari, perché ci sono belle novità, no, col cavolo, le aspettiamo, non sappiamo se arriveranno, chiaramente è in vista della pronuncia della Cassazione sul ricorso contro il mancato accoglimento della richiesta di revisione. Mettiamo un po' di cosine sul tavolo. Ho capito bene, Letta fa il saluto, tra parentesi, a Romano, scherza Walter. Ho un amico che lavora al ministero, mi dice che hanno proposto di creare un francobollo dedicato al PD. È stato bocciato perché dicono che la gente avrebbe sputato dalla parte sbagliata e sarebbero stati buttati. Walter, va il comico, va sul cursore, sentiamo che dice ancora, sentiamo. Ciao, sono Walter. Allora, stanno tutti dicendo i sinistrati che sono cose del 1941, però stanno rompendo la minchia, scusa l'eufemismo, su quello che dicevano i fascisti. Cioè, quello è valido ancora oggi. Le minchiate che ha scritto sto Spinelli in nome Omen invece sono del 41, quindi è inutile andare a rivalgarle. Boh, è proprio vero. Boh, qua tutti voi, mi raccomando, se scrivete a Sammy Varin 3406709 la parola d'ordine è qua. Mentre la Cisint è già, sapete che si vota a Monfalcone in provincia di Gorizia. Oggi 24 marzo vi aspetta dalle 9 alle 10:30 appuntamento nei Rioni, via Romana Solvay, panificio pasticceria Toninato, gnam gnam. Dalle 15:30 l'Open Day presso il Centro Sportivo Integrato, visita istituzionale del ministro per le disabilità Locatelli e del presidente Fedriga e la Locatelli oggi alle 15:30 a Monfalcone. Dalle 17 incontro con il ministro Locatelli e il presidente Fedriga con i cittadini e i candidati. Monfalcone, dove ben sapete c'è il listone dei musulmanoni, già. E allora io proseguo, ragazzi, e vi faccio godere fino all'ultimo questa mattina. Proseguo leggendovi il resto dell'articolo sul quotidiano Il Tempo, ma c'ho anche il sottofondo, signori. A proposito, c'è un'opera di tale Maico da Pizzonero, che non vuole farsi riconoscere, che addirittura mi ha cantato una canzone sull'Europa e sulla von der Leyen. Ma c'è in mano il phon, giuro, guarda, senti. Cioè, Ursula von der Leyen, ma è pazzesco! Ursula von der Leyen ci dà l'autoelettricità. Cioè, questo è l'effetto che Sammy Varin fa ai propri ascoltatori, capisci? Ursula von der Biden ci dà guerra a volontà. Ma è terribile, cioè... Non ne pensa centone fa Ursula von der Leyen, la grande armata all'estero. Allora, a questo punto io dico, aridateci Cainarca, se questo è l'effetto che Sammy Varin fa ai propri ascoltatori. Bravo, Maico da Pizzonero, ma chi è questo qua? Ma chi è quello lì? Cantava Mina, Però va bene, perché ci mette di buon umore, un'iniezione di buon umore per affrontare la giornata, ma quante cose succederanno quest'oggi. Per il momento succede che ormai qui a Milano siamo in mano agli islamisti, che sono quelli che c'hanno frin i piccioli. E allora, a pagina 6 del quotidiano Il Tempo, un indizio, 2 indizi sono una coincidenza, ma 3 indizi fanno una prova, scrive Cristian Campigli. La massima resa immortale dalla regina del giallo Agatha Christie descrive appieno il grottesco abisso nel quale è precipitata la sinistra italiana. Il riferimento è nello specifico all'autentica sottomissione che la rive gauche della politica italiana ha deciso, coscientemente per evidenti tornaconti elettorali e io aggiungo frin di soldi, di accettare dall'Islam in cambio di voti. L'ultimo
Più clamoroso episodio ha come protagonista il sindaco di Milano Giuseppe Sala. L'amministrazione comunale meneghina ha infatti deciso di patrocinare 2 eventi dedicati alla fine del Ramadan. Il primo si è tenuto venerdì ed ha già sollevato un vespaio di polemiche. Nello specifico, in piazza Duca d'Aosta, a un passo dalla stazione centrale, è stato organizzato l'Iftar, il pasto serale che interrompe il digiuno quotidiano dei musulmani durante il Ramadan, una zona solitamente presidiata dagli spacciatori di droga, immigrati africani clandestini, che hanno trasformato quell'angolo di città nel regno del degrado e dell'illegalità. La sinistra, nel suo cieco buonismo, si dimostra sempre pronta a celebrare le tradizioni altrui, mentre sminuisce e scredita ripetutamente le festività cristiane e la nostra identità culturale millenaria, ha scritto sulla propria pagina Instagram l'eurodeputata della Lega Isabella Tovaglieri. La piazza del 21 marzo per l'Iftar è stata organizzata dal consolato del Qatar. Scusate, sto facendo segno così. Qatar soldi. Facci vedere l'articolo, Francesco, facci vedere. È consolato del Qatar in collaborazione con l'associazione Jasmine. Ancora più clamoroso l'evento che si è tenuto ieri sera. Comune di Milano, Municipio 3 e i giovani del PD hanno patrocinato l'evento dei giovani musulmani d'Italia in piazza Leonardo da Vinci. I radical chic hanno invitato tutti a portare un tappetino per pregare e del cibo da condividere. Ma che cazzo dicono? Ma è vero? Silvia Sardone ricorda tutto questo, quindi bisognava portare un tappetino per pregare e del cibo da condividere. Sì, lo ha denunciato Silvia Sardone, eurodeputato del Carroccio. Chi se ne frega se gli islamici in città fanno quello che vogliono, tra moschee abusive rivolte nelle periferie, diritti negati alle donne. Il presidente del Consiglio Comunale di Milano del PD stasera parteciperà a una cena all'interno di uno dei luoghi di culto ancora non regolarizzati dal comune per scoprire il mistero del Ramadan. Ramadan per la sinistra vale tutto, ma per noi invece legalità, trasparenza e radici cristiane hanno ancora un valore molto importante. Lo scenario previsto nel meraviglioso romanzo di Michael Houellebecq sta rischiando di diventare una tragica realtà a Monfalcone, ne ho parlato prima, città simbolo delle deleterie conseguenze dell'immigrazione incontrollata. Alle prossime elezioni comunali della città goriziana, Monfalcone, si presenterà infatti una lista islamica formata da soli stranieri, supportata da Sumaoro, il nero con gli stivali. I musulmani hanno un obiettivo chiaro: prendere il potere, ha ricordato Anna Cisint. E naturalmente non possiamo che essere d'accordo su questa cosa. La causa della sinistra è a causa della sinistra se oggi ci troviamo in questa situazione. Ora che i musulmani a Monfalcone sono tanti, hanno deciso di fare la loro lista perché vogliono impadronirsi di questo paese in tutti i modi. Dulcis in fundo, Massa Marittima, piccola realtà in provincia di Grosseto. Non solo sindaco e sue vice, ovviamente di sinistra, sono andati alla cena dell'Iftar, organizzata dalla comunità macedone, ma come ricorda il portale Il Giunco, già da qualche anno l'amministrazione comunale toscana si prodiga a mettere a disposizione l'ex sala consiliare per il periodo del Ramadan. Hai capito? Chiaramente, cari qua all'ascolto, 340 6709 659. Voglio il vostro parere, che potete dire solo qui, perché se scrivete a Radio Popolare o Radio 24, Rai 1, ma non ve lo leggeranno mai il vostro WhatsApp. Qui lo leggo a patto che scriviate la parola d'ordine. Quella di oggi è qua 340 6709 659. E a proposito di qua, pagina 7, scintille, Lega Forza Italia, tensioni tra alleati, Durigon va all'attacco, Tajani dice giudicano gli elettori. Dopo il botta e risposta con Salvini, ora tocca al sottosegretario, il leghista. Noi con Trump fin dal primo momento. Il leader degli azzurri, tutti hanno bisogno di farsi aiutare, ed è una gara qui a chi più ha bisogno di farsi aiutare. Il retroscena,
La telefonata tra il ministro dei trasporti Matteo Salvini con J.D. Vance non è piaciuta né a Palazzo Chigi né alla Farnesina, perché dicono è troppo attivo sto Salvini e poi lui fa il ministro dei trasporti, cosa c'entra? In realtà è che magari qualche lavorettino ce lo riescono anche a trovare in America. Che ne dite? Il leader forzista Asline: le opposizioni stiano tranquille, poverini si illudono, ma il governo andrà avanti, si preoccupi del PD. Perché tutto questo bailamme loro lo fanno per nascondere le menate di Ventotene. C'è 100 persone a Ventotene nel weekend, una piazza completamente vuota, sappiatelo. A proposito di cose taciute sugli altri giornali, lo so, sono ancora sul tempo, fuori tempo completamente, ma oggi è veramente ricchissimo, racchiude il sentiment della giornata. Commissione d'inchiesta parlamentare. Sala Chelani di Fratelli d'Italia dice: organizzazione pericolosa è radicata nel territorio. Di che parla? La sinistra non vuole occuparsi della mafia nigeriana in Italia. Ragazzi, è da 20 anni che ne parliamo qui, ancora ai tempi di Radio Padania Libera. Opposizioni contrarie al fatto che la commissione analizzasse le infiltrazioni della criminalità nelle comunità nigeriane. Capito? Perché sei razzista, se vai a guardare queste cose sei razzista. Giro la pagina e giro anche il quotidiano. Dai, per par condicio vi faccio tremare un po' e vado sul quotidiano La Repubblica, che mette proprio in centro pagina: Tajani Lega, nuova lite. Il ministro degli esteri, un partito qua. Schlein, il governo non sta più in piedi. A Riyadh, colloqui USA-Ucraina. Trump, solo io posso fermare Putin. E Witkoff è per bene. Tajani reagisce agli attacchi della Lega e dice: un partito qua, parla senza studiare e riflettere. Sono riuscito a leggerlo senza ridere. Sono i partiti populisti. Ellis Line dice che il governo non sta in piedi. A Riyadh cominciano i colloqui USA-Ucraina. Trump afferma che solo lui può fermare la Russia. Il suo inviato Witkoff dice che Putin è una persona per bene. Ecco sul tavolo gli argomenti secondo Repubblica, che naturalmente ha in apertura il Papa che d'altronde storicamente è il primo che legge Repubblica la mattina. Il Papa in Vaticano è sempre lui, e naturalmente la foto al balcone che fa con il pollicione. Il Papa è vivo? Vedremo, perché lo sai che questa è una radio anche di gomblottisti, e vediamo cosa pensano i gomblottisti, se è un sosia, se è qualcuno che gli assomiglia, se sono immagini vecchie che hanno fatto risultare nuove. Oggi con l'intelligenza artificiale puoi fare quello che vuoi. Vado a pagina 10 di Repubblica per farvi schiumare un po'. Pagina 10. La Lega sfiducia il ministro. Il governo non sta più in piedi. Schlein sui social dopo l'intervista di Durigon e aggiunge: contro di me cose che non direbbero mai a colleghi uomini. Che non capiamo più niente, però è uomo o è donna? È donna, però va ha una fidanzata femmina, giusto? Vabbè, comunque resta sbalordita Ellis Line quando su Repubblica legge l'intervista al vice segretario della Lega Claudio Durigon, per il quale il ministro degli esteri vice premier Antonio Tajani è in difficoltà e dovrebbe farsi aiutare da loro nel rapporto con gli Stati Uniti di Donald Trump. Non ci potevo credere, dice la segretaria del PD in un video diffuso sui social, l'avrete visto sicuramente. La Lega sfiducia il ministro degli esteri e ricorda che solo qualche giorno fa, prima del Consiglio europeo, Matteo Salvini aveva già commissariato Giorgia Meloni, dicendo che non aveva un mandato per andare ad approvare le proposte sul riarmo a Bruxelles. Non sfugge dunque alle forze di opposizione, come perspicace il repubblichino, il nervosismo che si respira all'interno della maggioranza. La telefonata tra il leader leghista e il vicepresidente americano Vance, con la dura reazione del vice premier forzista che ha
detto la politica estera compete a me, è stato solo l'ultimo episodio arrivato dopo lo scontro sui dazi e sul riarmo. Mi fermo, scusate, perché ho dei problemi, dovrei andare di corpo. Posso far finta di niente, la tengo, però devo smettere di leggere Repubblica. Scherzo, dai! Tajani! Evidentemente su Repubblica è proprio quello di oggi, lunedì 24 marzo. Non passa lo straniero. Zan zan. Tajani, dopo gli attacchi, qua populisti urlano senza comandare. Non va più niente? Come mai? Ci ha staccato la corrente Tajani? Vabbè, pedala, scusami, cioè, vi ha messo la bicicletta apposta per il regista. Tu pedali forte, produci energia e è così che si fa. Populisti urlano senza comandare. Azzurri riuniti a Milano pensavano di saccheggiare i nostri pascoli. I leghisti non arretrano, Matteo ha a cuore l'interesse dell'Italia. Chiaramente, signori, a scrivere questo articolo, ditemi chi potrebbe essere se non il giornalista con gli orecchini Matteo Pucciarelli. Chiaramente ve lo risparmio, però giustamente è un bel paginone e poi sotto zam zam il finale. Meloni sente il leader di Forza Italia e il virgolettato Salvini deve abbassare i toni. Il forzista evoca un chiarimento dopo il congresso del Carroccio. Lollobrigida, senza l'Unione Europea non andiamo da nessuna parte. Chiaramente, signori, ditemi un vostro parere con la parola d'ordine in apertura di messaggio WhatsApp. La parola d'ordine è qua. Inviate il vostro WhatsApp al 340 67 09 659. No, dopo Repubblica, scusate, la Stampa proprio non riesco, vado sulla Verità, permettetemi, grazie. L'ex premier e il rifondarolo comunista per una volta uniti. I democratici Prodi e Bertinotti tirano libri e insulti alla destra e poi ci lamentiamo se ci sono giovani picchiatrici che crescono e che questi sono quelli che ci insegnano, ragazzi. Non va bene. Dopo le intemperanze del professore con la giornalista di Rete 4, l'ex presidente della Camera dice alla 7: avrei lanciato un volume contro la Meloni quando ha parlato di Ventotene. Sinistra e grandi media? Muti. Bergoglio torna a casa, Avvenire si adegua, dietro front sulla guerra, prende in giro Francesco Borgonovo, il padrone dell'azienda è ritornato e all'improvviso i dipendenti debbono ritornare ai propri posti, riabbassare la cresta e rimettersi a fare ciò che il principale aveva disposto. Sta scherzando su Avvenire, che faceva il rifondarolo, pronto a fare guerra, e poi adesso è ritornato un attimino. Bastonata USA su Kiev. Il piano UE non esiste. L'inviato di Trump inizia i negoziati con l'Ucraina e attacca la Commissione. Nega che Putin voglia invadere l'Europa e smentisce il Colle. La seconda guerra mondiale non c'entra nulla. Donald, pace solo con me. Fa impressione, vi devo dire, che oggi difficilmente sui giornali trovate notizie della Cina. Ma esiste ancora la Cina? Perché mi era sembrato di capire che volesse farsi un po' notare da noi europei. Oh, che dici mai? Sta venendo accento toscano, Semmivarin, inviando il proprio esercito in Ucraina a controllare quello che sta facendo la Russia e magari vendendoci anche qualche cosettina a prezzo più basso di quanto ce lo vende l'America. Non se ne parla oggi sui quotidiani. E come mai questa cosa? Neanche sulla Verità. Sono all'interno del quotidiano La Verità, perché La Verità quest'oggi a pagina 5 intervista lo storico Giulio Sapelli. L'Unione rema contro i negoziati in Ucraina.
Gli USA non ci mollano. Lo storico dice: spero che almeno in segreto i paesi europei stiano parlando con Mosca. Donald non abbandonerà la NATO. E ancora, la tregua funzionerà se baltici e polacchi non saranno aggressivi. L'ordine internazionale sta diventando asimmetrico, quindi più instabile. Ok? Sto cercando se viene nominato il termine Cina. Completamente sparita dai radar. La Cina non c'è. Che strano, eh? Scusa, vabbè, tu dici, stai diventando cinese, Sammy Varin, ci mancherebbe. No. Pagina 7, sempre sulla Verità, Prodi aggredisce una donna, media e PD muti. Il prof ha strattonato una cronista di Rete 4 che stava facendo il suo mestiere, ovvero fare domande, ma i paladini della libertà di stampa e le femministe stavolta fanno spallucce. Chi non è nel circolino dei buoni non è degno della loro solidarietà. Ed ecco l'hashtag di Enrico Letta, guardatissimo su Instagram, su Facebook, ovunque, su X soprattutto. Io sto con Romano, ragazzi, è così che si cambia la realtà. Don Grillo che butta giù dalle scale un inviato di Dritto e Rovescio, da Grillo che butta giù dalle scale un inviato di Dritto e Rovescio, ve lo ricorderete, a Sala che allontana la reporter di fuori dal coro. Gli episodi di intolleranza non si contano più. Per Repubblica i colleghi che pongono interrogativi scomodi e che osano chiedere una risposta non concordata sono addirittura sicari del regime. E infine, naturalmente, Bertinotti che straborda sulla Meloni: le avrei tirato un libro in testa. Il comunista sulla 7 si lascia andare a trasgressione. Fratelli d'Italia, che pena. E Sammy Varin che invoca Rizzo. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Inizio di settimana in presenza di una circolazione depressionaria con nubi e rovesci sparsi su tutto il paese. Al mattino residua instabilità da nord a sud, con tante nubi e piogge sparse su molte regioni. Dal pomeriggio non si prevedono grandi miglioramenti, ancora tanta variabilità ed episodi instabili, con rovesci primaverili improvvisi alternati a schiarite su tutta la penisola. Forte scirocco in Puglia e temperature in leggero calo. Per ora è tutto, da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Eccoli qua i miei amici di Radio Libertà, buongiorno. La primavera alle porte, si sente il profumo, si comincia adesso a sentirne il profumo. Saluto la regia, saluto i giornalisti, Cainarca, saluto i lucisti, insomma, buongiorno a tutti. Allora, devo togliermi questa mattina, qualche volta succede, un paio di sassolini. Allora, un paio di sassolini ce l'ho qua adesso e togliamoci questi sassolini. L'olio Acerbis, lo conoscete, c'è chi lo acquista da 25 anni, costa 84 euro. Quest'anno è 2 anni che costa 84 euro, 6 bottiglie da 1 litro, il trasporto non lo pagate. Volete l'analisi chimica dell'olio, ce le chiedete, ve le mandiamo. Le analisi chimico-fisiche, quelle vere, ve le mandiamo. Così le fate vedere all'esperto vicino di casa, c'è sempre un esperto che dice, e ve ne mandiamo 84 euro, 6 bottiglie da 1 litro. Un olio oggi in qualunque supermercato che vedete lì, no? Super offerta, prendi 3 paghi 7, insomma, costa intorno ai 12 euro, 11,50 euro, 12 euro. Ma se facciamo anche 11 euro, il nostro costa 14 euro, 3 euro di differenza. Tra il nostro olio Acerbis, che conoscete, è un olio che va bene, 3 euro di differenza.
Voi consumate di media, una famiglia consuma 6 bottiglie in 2 mesi di olio, 2 mesi. Quindi sono 18 euro 2 mesi. E voi perché voi siete molto attenti. E qualcuno per 18 euro di olio extravergine di oliva, che è il principe indiscusso della tavola, che fa la differenza, che insomma è un prodotto importante, ancora più del vino per certi versi in tavola, per 18 euro? Io trovo ancora quelli che mi dicono però Acerbi, se io l'ho trovato a meno al supermercato a 11, allora tutti questi anni non sono serviti a niente. Vuoi l'olio Acerbis? Ti fai un'esperienza, prendi uno spaghettino del 5, del 5 chiaramente italiano, lo fai un pochettino al dente, un giro di olio Acerbis, un po' di formaggio, annusa, mangia e fai una delizia. 84 euro, 6 bottiglie da 1 litro, il trasporto non lo pagate. Io non ne ho quasi più, prenotato l'imbottigliamento per aprile, 030 68 40 408, oppure olioacerbis.com, perché l'olio Bu, come diceva il mio nonno, serve sempre a regalo. Vi voglio bene, ciao. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Lo sto celebrando da mesi.
Franco Simone, perché è assolutamente dimenticato dalle altre grosse e grasse radio. E lui ha fatto pezzi storici, ragazzi, negli anni 70-80, ha fatto Respiro, Cara Droga, Notte di San Lorenzo, Tentazione, Per una volta torna mia, Sogno della galleria, poi anche tante cover certamente, ma ha continuato a cantare in questi decenni, minimo. In questo caso questa è Sotto ogni cielo, proprio degli ultimi 6 mesi, un anno. Trovate tutto facilmente sugli store digitali o semplicemente su YouTube scrivendo Franco Simone. Cari qua, il buongiorno da Sammy Varin, grazie per essere quacquaracquosi come non mai, mi state inviando tanti WhatsApp quacquaracquosi al 340 6709 659 per commentare l'attualità quacquaracqua. Oggi, ma quanto sei pirla Sammy Varin, oggi sul quotidiano La Stampa, l'America riabilita Putin, poi c'è il Papa ritrovato. La Turchia, la piazza di Imamoglu dice sfidiamo Erdogan. Ma che interessa a me, c'è un'intervista al ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Così in Albania cambia il centro migranti. Se vi interessa c'è pure Marcello Sorgi che mette la sua nota: politica estera ridotta a hobby, Meloni adesso stoppi Salvini. Chiaramente se lo chiede Marcello Sorgi è una roba assolutamente da fuori. Cari quacquaracquini all'ascolto, vado dentro, certo. Resa dei conti, Forza Italia Lega, sono a pagina 10 della Stampa. Tajani contro Giorgetti, Schlein governo a pezzi. Come vedete la si butta in cacciara pur di non parlare di quello che ha combinato Romano Prodi. Ricordiamolo così, con quella frase: con l'euro lavoreremo un giorno in meno, guadagnando come se lavorassimo un giorno in più. È così bello ricordarlo così, Romano Prodi. E invece questa sera su Rete 4 vedremo il filmato completo di quando tira i capelli alla giornalista. Resa dei conti, ok, che chiaramente a pagina 10 della Stampa si riassume cos'è successo tutto ieri con Francesca Del Vecchio, lo scontro tra i vice premier. Fin da giugno, ricorderete, alla vigilia del voto francese, Salvini punge Tajani su Macron e lui replica piccato: non accetto lezioni, sono un patriota, ho fatto il militare non raccomandato e non ho mai evocato la secessione. Punto numero 2, a ottobre a Pontida i giovani della Lega marciano contro il ministro degli esteri e l'apertura allo Ius Schole, e sfido io, fa l'occhiolino al PD e non ha mai smesso con questo. Tajani scafista, abbiamo gridato noi giovani, chiaramente bacchettati perché abbiamo un po' esagerato. Salvini ai tempi si è scusato dicendo Tajani è un amico, le idee sbagliate non si battono con gli insulti ma politicamente, e che è quello che sta facendo proprio negli ultimi mesi, lavorando, a differenza di altri che magari per qualcuno lavorano meno. Punto 3. A inizio marzo, quando il presidente USA Trump aggredisce Zelensky alla Casa Bianca, Salvini e Tajani danno letture diverse dell'accaduto. Il primo sta con Washington, Unione Europea bellicista, l'azzurro rimarca noi europeisti. Chiaramente, cari ascoltatori quacquaracquosi, dovete farmi un whatsappino quacquaracquino al 340 6709 659 per dirmi cosa quacquaratemente ne pensate. Matteo Piantedosi, pagina 11, La Stampa: arrivi in calo, merito della deterrenza. I centri albanesi possono diventare CPR. Questa è una novità che era già nell'aria, ma per la prima volta è forse scritta su carta. Il ministro dell'interno: rafforziamo il sistema dei rimpatri, ce lo chiede l'Europa. Ghani al-Chicli non ha mai interagito con noi, i libici si curano spesso in Italia. Per la prima volta il ministro dell'interno Matteo Piantedosi conferma l'ipotesi di imprimere una virata sull'utilizzo dei centri albanesi di Jader e Shengin, finora rimasti vuoti. Potrebbero avere un ruolo per rafforzare il sistema
per rimpatriare migranti irregolari che non hanno diritto a rimanere in Italia, dice Piantedosi. Un modo quindi per iniziare a utilizzarli, magari utilizzando per i rimpatri anche la parte di struttura dedicata originariamente alle procedure accelerate di frontiera. Grazie alla veste di CPR, ragiona Piantedosi, potremo così riportare a casa i soggetti che altrimenti finiscono per rendere le nostre città meno sicure. I rimpatri sono un tema che sta affermandosi nel dibattito politico in tutto il mondo, anche oltreoceano. A noi ormai lo chiede l'Europa. Finalmente dovremmo esserne tutti contenti. Paginone oggi a pagina 11 della Stampa con Federico Capurso che intervista il ministro dell'Interno Piantedosi. Il piano di riordino: non ci saranno tagli su nessun commissariato o reparto territoriale. Il caso Al-Masri bis: nessun nesso tra gli accordi Libia-Italia e la presenza nel paese di signori come Al-Masri. Il piano rimpatri: il regolamento UE appena approvato non ci farà gestire più migranti e frenerà le partenze. Bella l'intervista oggi sul quotidiano La Stampa, che salutiamo caramente, per tuffarci da altre parti, ad esempio sul quotidiano Libero. Lo facciamo Libero. Hanno perso la testa, alla sinistra prudono le mani. Il caso Ventotene: dopo l'incredibile sfogo di Prodi contro una cronista con cui neanche si scusa, ora Bertinotti spara su Meloni: le avrei tirato un oggetto in testa, e i compagni applaudono. In centropagina le foto del pontefice, rientro anticipato del Papa per smentire gufi e corvi. Di spalla gli USA, il piano europeo, una posa, via il summit per l'Ucraina, Trump: pace solo con me. Daniele Capezzone e il suo editoriale: il professore sbotta, non si pente e la notizia sparisce. Come avete notato oggi, qualunque quotidiano compriate non ce n'è proprio traccia. È vero. Che interessa a noi su Libero l'intervista, tra poco ve la leggo, con Luca Zaia e gli alpini. AVS infanga dei benefattori, ma intervista anche a Lollobrigida: mondo migliore col cibo sano. Tra i richiami, Antonio Socci ci ricorda i deliri di Ventotene quando sul manifesto Spinelli bocciò Spinelli. La piazzata a spese nostre, Serra, Gualtieri e Totò, i portoghesi di Roma. Dritto a pagina 2. Impazziti per Ventotene, alla sinistra prudono le mani, Prodi neanche si scusa con la cronista intimidita e Bertinotti lancia oggetti. Chiaramente tutta da leggere questa pagina, perché si riassume cosa è successo nel weekend per voi che magari avete voluto isolarvi giustamente non ascoltando radio né televisione. Qualcosa è successo. A pagina 3 Libero ricorda quando sul celebre manifesto di Ventotene Spinelli bocciò le sue stesse parole. La figlia dell'icona dei Dem imbarazza le opposizioni. Meloni ha citato passaggi sconfessati anche da mio padre dopo appena 2 anni, ma per i progressisti guai a chi critica il testo. Impazzimenti al confine, scrive Antonio Socci quest'oggi a pagina 3 del quotidiano Libero. Pagina 10, Luca Zaia con Pietro Senaldi: basta polemiche contro gli alpini, la sinistra li infanga. In Veneto, surreale protesta di AVS che accusa le penne nere di aiutare i lavori per le Olimpiadi 2026. Il governatore: attaccano chi è sempre disponibile come per le alluvioni, odiano le divise, sono basito. Intervista che parte per qualche riga da pagina 1.
Toccategli tutto, ma non gli alpini. Non si può essere presidenti del Veneto per plebiscito senza avere una penna nera nel cuore, si scrive oggi sul quotidiano Libero, se non sul cappello. Lo dico io che sono obiettore di coscienza, rispetto tutte le opinioni diverse dalle mie e mi batto perché possano essere espresse, ma sugli alpini non transigo. Luca Zaia prende il telefono in mano la domenica di buon mattino per mettere a tacere le maldicenze su un corpo che è patrimonio nazionale e dovrebbe esserlo addirittura dell'UNESCO, perché le penne nere sono come la panda, se non ci fossero bisognerebbe inventarle. Tutto nasce dalle accuse dell'estrema sinistra agli alpini, che a Cortina si darebbero da fare per aiutare i lavori per le prossime Olimpiadi. Hanno contribuito a liberare i cantieri dopo la grande nevicata della settimana scorsa, fanno attività di sicurezza perché oltre alle critiche degli ambientalisti si sono registrati spiacevoli episodi di vandalismo, sabotaggio e danno la loro consulenza tecnica. La parlamentare Luana Zanella, capogruppo di AVS alla Camera, ci vede però del marcio e chiede al governo di riferire. Vogliamo sapere quanti e quali alpini sono stati impegnati e per quanto tempo. Tira in ballo Zaia i suoi progetti faraonici che hanno trasformato Cortina in una città sotto assedio in funzione dei giochi olimpici. Presidente, cosa fa? Usate gli alpini come forza lavoro? Risponde Luca Zaia. Sono accuse inventate, sono al centro della polemica perché, lo confesso, ho voluto fortissimamente le Olimpiadi del 2026 che genereranno, secondo le previsioni della banca Ifis, un giro d'affari di 5 miliardi e 300 milioni e porteranno 2 milioni di turisti. In Veneto si avvicina la campagna elettorale, forse qualcuno a sinistra spera di trovare del marcio per riuscire a conquistare una regione a guida centrodestra che pare inespugnabile? Risponde Luca Zaia. Forse qualcuno, rimasto senza amministratori capaci, vuol far passare l'idea che si possa gestire una regione, un paese o un evento senza classe dirigente. Forse dà fastidio il fatto che ormai è chiaro che le Olimpiadi saranno un successo e si vuole screditarle prima che inizino e i fatti smentiscano i gufi. Gli attacchi ai giochi come strumento della campagna elettorale? A me pare che certa gente sia in campagna elettorale permanente. Per me la politica è altro, è fare, non è andare contro a prescindere. Prima mi dicevano che prendere in giro i veneti perché permettevo Olimpiadi che non sarebbero mai arrivate. Poi, quando le abbiamo ottenute, hanno iniziato a sostenere che sarebbero state uno spreco di soldi. Ora c'è chi fa ressa per prenotare le camere d'albergo, se la prendono con i cantieri e la pista di bob. Già, gli ambientalisti ne parlano come di un ecomostro costato la vita ad abeti storici, risponde Luca Zaia. La famosa pista dei giochi del 1960, quella resa immortale anche dal mitico inseguimento di James Bond in Solo per i tuoi occhi, era diventata una sorta di discarica a cielo aperto, un cadavere eccellente circondato da un boschetto di 856 abeti. Un po' tristanzuola, sì, ma sempre meglio 800 alberi piuttosto che 0, rispose Zaia. Meglio 10.000, che sono quelli che stiamo piantando intorno a quella che presto si rivelerà come un'opera architettonica straordinaria, destinata a diventare una pista iconica, meta di turismo da tutto il mondo. D'accordo, ma che c'entrano gli alpini? Chiede Libero a Luca Zaia. Gli alpini fanno gli alpini, sono inossidabili e rispondono sempre presente quando c'è da fare una mano, c'è da dare una mano alla collettività, come per il Covid, come per l'alluvione dell'ottobre 2010 con 235 paesi e 10.000 famiglie sott'acqua. Gli alpini ormai sono la più grande associazione di volontariato che abbiamo in Italia. A cosa risponde? Cosa ci risponde a chi ci vede del marcio? Chi ha qualche sospetto concreto vada pure in procura a presentare le sue denunce. Io sono basito, in questo paese non si può continuare ad andare avanti con la mentalità per cui se c'è una carriola piena di malta c'è per forza un ladro nei paraggi. Ma vogliamo renderci conto che stiamo preparando le Olimpiadi, un evento che porta denaro, autorevolezza, immagine. Dovrebbe esserci una chiamata di popolo perché tutto vada bene. E poi l'intervista prosegue. Luca Zaia quest'oggi a pagina 10 del quotidiano Libero, che intervista anche Lollobrigida.
Pagina 12. Il cibo italiano migliora la vita in tutto il mondo. Il ministro inaugura a Roma il villaggio dell'agricoltura. Made in Italy ovunque significa buono e di qualità. Per questo la responsabilità che abbiamo è grande. I dazi, USA e Unione Europea eviteranno una guerra commerciale. Molliamo il quotidiano Libero, sì, stanno arrivando una caterva di WhatsApp al 340 6709 659, tutti quacquaracquani. Il Corriere della Sera, Ucraina, trattativa in salita, ma anche la drammatica notizia dall'Interland di Milano, voleva cambiare genere, TikToker suicida a 21 anni dopo gli insulti. Aveva raccontato la sua transizione sui social da Davide ad Alexandra, poi erano cominciati gli insulti degli hater. Anche per questo, nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi, il TikToker Davide Garufi, 21 anni, si è ucciso nella sua casa di Sesto San Giovanni. Il richiamo in pagina del Corriere, la Lega e il colloquio Meloni-Tajani, governo, alta tensione sulla politica estera, scontro aperto nella maggioranza, nuovi attacchi della Lega, interviene il ministro degli esteri Tajani, populisti qua. Dove vado? Vado a pagina 10, vi ricordo anche qua, certamente, maggioranza, scontro aperto, Tajani, populisti qua, attacchi leghisti, il ministro, c'è chi pensava di saccheggiare i nostri pascoli, a fondo di Schlein, la Lega sfiducia il ministro degli esteri Tajani, dopo aver già commissariato Meloni, non stanno più in piedi, la telefonata di Meloni al leader di Forza Italia, lo spettro della verifica, anche la premier irritata da Salvini, Fratelli d'Italia, così si rischia naturalmente un retroscena, ma ci sono quelli che ci credono e noi lo chiediamo tra poco. Alle 9 avremo ospite qui su Radio Libertà il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari. Più importante, per fortuna, secondo il Corriere, quello che si scrive a pagina 4 e c'è anche in apertura sul sito elettronico del Corriere della Sera. Terre rare in Ucraina. Cosa c'è davvero? In realtà il sottosuolo custodisce il 5% dei minerali critici. Grafite e litio servono a fabbricare batterie, il titanio aerei. La maggior parte dei 20.000 giacimenti si trova nel Donbass. Paginone quest'oggi nel data room di Milena Gabanelli sul quotidiano Il Corriere. E capire se tutta sta fatica che stiamo facendo, se poi ci arriva qualcosa, certamente non a noi, minimo. Siamo ancora sul Corriere, che intervista Lupi. Paola Di Caro, in politica gli slogan non contano, a noi moderati tocca essere i più seri. Lupi, non si dice più se sia candidato a Milano, desaparecido completamente il candidato sindaco del centrodestra a Milano. Bisogna rivolgersi ai cittadini senza demagogia. È proprio per la politica estera, quella su cui la maggioranza sta dando segnale di disunione, che il ruolo dei moderati, il partito di Lupi, diventa fondamentale per costruire ponti e non solchi, dice Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, parlando appunto dell'importanza che in questa delicatissima fase hanno partiti come il suo e come Forza Italia, già che ci siamo, la Lega no. A noi spetta portare nel governo quel senso di responsabilità, di pragmatismo, di compromesso, di mediazione, di bene comune necessario, finito. Non servono canti e controcanti, spetta a noi mostrarci più seri e affidabili possibili, guardando non solo ai sondaggi che porterebbero a fare scelte di corto respiro, ma al futuro. Siamo in campo internazionale, che sia in campo internazionale che nazionale. Paginone per Lupi quest'oggi a pagina 11 del quotidiano Il Corriere, che ricorda anche il libro volante. Avrei lanciato un libro a Meloni, dopo Prodi è lite su Bertinotti.
Dal caso sul professore alle frasi dell'ex PRC, la destra attacca, Letta, io sto con Romano. Viene proprio sintetizzato senza entrare più di tanto in questi argomenti scottanti come quello che ho addetto o ha fatto Romano Prodi. Siamo sul quotidiano Il Giornale, titolo principale: Trump, la pace solo con me. Il presidente americano è ottimista, Europa scettica, ma Zelensky trattativa costruttiva, Putin si fermi, ma anche qui tensioni, maggioranza, Tajani, partiti qua. Mentre a Riyadh Stati Uniti e Ucraina iniziano a discutere dell'ipotesi per arrivare alla pace, Donald Trump, come di consueto, manifesta totale sicurezza. Non credo che ci sia nessuno al mondo che fermerà il presidente russo Vladimir Putin, a parte me, e credo che sarò in grado di fermarlo. Abbiamo avuto discussioni molto ragionevoli, io voglio solo che la gente smetta di venire uccisa. Così ha detto il presidente degli Stati Uniti. Nicola Latorre, finalmente di spalla qualcuno che parla di Cina, le mosse di Pechino, perché la Cina vuole infilarsi nell'asse USA-UE. La notizia secondo cui la Cina stia valutando la possibilità di partecipare con propri militari a un'eventuale missione di pace in Ucraina merita molta attenzione. Certo, si tratta di voci raccolte da fonti diplomatiche, riportate dal quotidiano Welt am Sonntag, e spesso in situazioni simili le si fanno circolare per verificare quali reazioni provocano, per poi valutare a tempo debito se confermarle ufficialmente o smentirle. In ogni caso si tratti di una indiscrezione particolarmente significativa. Qualora si realizzasse, saremmo di fronte a un elemento di discontinuità nella strategia di politica estera della Cina, pronta a rispondere a quella americana, tesa a indebolire il sistema di alleanze cinesi a partire da quella con la Russia. Siamo sul quotidiano Il Giornale, che a sinistra evidenzia Nicola Porro. Il suo editoriale si intitola Dalla via della seta alla via degli stracci. Penetro all'interno, Prodi a buona stampa, nascosta la scenata in TV. L'inviata maltrattata dal padre dell'Ulivo scompare dalle cronache, nessun accenno ai capelli tirati. Stasera video integrale su Rete 4. Daniela Vergara, mancanza di rispetto, dileggiare la cronista peggio dell'aggressione. L'ex quirinalista Rai boccia Prodi, intervenga il sindacato giornalisti. Big infuriati? Sì, mi è successo. Ne parla Oara Borselli intervistando la famosa quirinalista. Bertinotti da legare, corpo contundente contro la Meloni. Bell'articolone. E naturalmente a pagina 8 Tajani che punge, populisti qua, tensioni in maggioranza, ma Forza Italia e Lega fanno quadrato contro i Dem. Poverini. L'attacco di PD e Bonelli dopo che Durigon ha offerto l'aiuto leghista in politica estera. Il Carroccio Schlein pensi al suo partito. L'eurodeputata Moratti, l'evento milanese suggerito da Marina Berlusconi, e Dan Peterson fa da coach alla platea. Anche qui paginone a pagina 8 del quotidiano Il Giornale, che chiudiamo poi andando a pagina 10 e ricordando l'altolà, lo stop al decreto autovelox dato da Salvini, che dice servono approfondimenti, nessun blocco dei dispositivi non omologati, altrimenti ci sarebbe stato un via libera generale in quest'estate, ognuno poteva fare quel cavolo che gli pare. La nuova normativa avrebbe impedito i ricorsi per le sanzioni comminate dai radar installati dopo il 2017, ma ora il rischio è la solita stangata estiva. Ricordiamolo, l'autovelox è un dispositivo che ha la finalità di far rispettare i limiti di velocità, ma il suo abuso da parte di alcuni comuni ha creato un generale malcontento verso questi dispositivi. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ladri in casa o in azienda?
prima è meglio che dopo. Oggi la soluzione si chiama Dialogos e passo subito la parola e do il benvenuto alla ditta Sicurbet, tecnologie per la sicurezza. Un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Vi prego di prendere carta e penna perché vi do subito il numero di telefono che potete chiamare per proteggere voi e la vostra casa 24 ore su 24. Questo è il numero di telefono che potete chiamare per il sopralluogo gratuito 389 11 89 705, ripeto 389 11 89 705. Vi ricordo che io rappresento Sicurbet, tecnologie per la sicurezza, siamo produttori dell'antifurto Dialogos, progettato e costruito interamente in Italia, antifurto che può gratuitamente essere collegato alle forze dell'ordine di zona, ovviamente previa vostra richiesta. E quindi cosa succede? Una volta installato l'allarme, che si installa senza fili, quindi non ci sono muri da rompere, lo potete tenere inserito giorno e notte a finestre aperte o chiuse senza nessun problema. Se avete degli animali in casa potete tenerli liberamente. Se l'allarme scatta vi avvisa immediatamente e avvisa chiaramente le forze dell'ordine qualora vi siate collegati. Ripeto il numero di telefono 389 11 89 705. Vi ricordo che l'antifurto è anche coperto da una garanzia integrale totale per 2 anni con sostituzione gratuita del prodotto nel caso si dovesse guastare. Una garanzia del genere so che non la offre nessuno, ecco. Per cui voi valutate, abbiamo varie soluzioni, chiaramente anche videocontrollo, quindi telecamere, sensori da giardino, telecamere intelligenti e via dicendo. Vi ripeto il numero di telefono che è 389 11 89 705. Un saluto a tutti e ricordatevi sempre che prima è meglio che dopo. Ladri in casa? Installa Dialogos 389 11 89 705. Dialogos è l'antifurto senza fili che ti permette di stare in casa con l'allarme inserito, anche ai tuoi amici animali. Chiama il numero 389 11 89 705. Antifurto Dialogos e sei protetto 24 ore su 24. 389 11 89 705. Sicurbet. Prima è meglio che dopo. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net.
Ce lo siamo fatti un balletto con Ezio Paloschi, The Ballad of the Devils, talent scout, compositore, produttore, con la sua etichetta discografica Out Recording Studio. Si diletta anche a fare pezzi strumentali come questo che trovate facilmente su YouTube, The Ballad of the Devils. Ci ha portato all'appuntamento del lunedì alle 9.07, arriva Riccardo Molinari. Qui Parlamento. Capogruppo della Lega alla Camera, segretario della Lega Piemontese. Buongiorno Riccardo. Buongiorno Sammy, un saluto a tutti. Allora, vogliamo alto inizialmente e ricordiamo che hai partecipato a un atteso appuntamento con la scuola politica della Lega nel weekend. Di cosa si è trattato? C'erano anche personaggi, oltre a te, molto importanti. Ma guarda, io sono stato invitato come tutti gli anni, questa volta alla giornata di apertura, sabato, e la giornata di sabato era dedicata alle riforme istituzionali e quindi nei miei 45 minuti, un'oretta di spazio, insomma, di lezione, ero in un confronto con Simonetta Matone che come gli ascoltatori sanno, come tu sai, oltre ad essere una collega deputata, è stata anche un magistrato, insomma, di lungo corso, e quindi abbiamo affrontato, intervistati dal direttore del Messaggero, i contenuti delle principali riforme su cui sta lavorando il Parlamento e il Governo, quindi la riforma dell'autonomia differenziata e la riforma della giustizia. Quindi robe belle da insegnare ai nostri giovani. Che platea c'era? Perché uno se lo chiede sempre. Noi grandicelli che magari abbiamo partecipato un po' di anni fa alle scuole politiche della Lega, di che cosa si tratta? Che cos'è la scuola politica della Lega? Chi ci partecipa? Ci sono soltanto giovani o non soltanto? No, devo dire che ci sono persone un po' di tutte le età e soprattutto di tutte le provenienze, nel senso persone che arrivano da tutto il paese, e certo il grosso probabilmente sono giovani, ma ci sono anche persone di mezza età, insomma, comunque più su quegli anni, che vogliono in qualche modo apprendere qualcosa, o che magari sono amministratori locali e sfruttano, diciamo, questa opportunità per imparare meglio anche dal loro mandato, o magari ci sono dei semplici militanti o simpatizzanti della Lega che attraverso la scuola politica acquisiscono, diciamo, degli elementi in più per portare avanti le idee del partito e per difendere la Lega nelle varie situazioni. Quindi diciamo che i motivi per cui si iscrivono sono tanti, e il grosso certo sono giovani, ma ci sono anche non giovanissimi, ecco. Guarda che è bella come idea, e lo dico proprio a chi cerca di capire qualche cosa in più della politica italiana, che non è sempre facilissima, avvicinarsi alla scuola politica della Lega. Lo dico che abbiate 20 anni o che ne abbiate 80, non è mai troppo tardi. Ancora qualche istante con Riccardo Molinari, ho volato alto, ma adesso non posso far finta di niente, devo scendere, e allora scendo tra noi qua, caro Molinari. Anche tu sei un qua, io sono un qua. Io ho dato la parola d'ordine oggi per chiunque entri in onda o scriva messaggi. La prima parola è qua, un odioso termine che ci porta indietro nel tempo alla politica più dannata, devo dire, con apostrofo o senza. Che cosa sta succedendo, Molinari? Oggi sui quotidiani ci sono veramente robe pazzesche, sembra che il governo stia per cadere, secondo Repubblica e La Stampa. Qualcosa mi dice che non è proprio così, Riccardo. Come si suol dire, i sogni sono desideri, no? Nel senso che è chiaro che ogni minima spavatura, o anche dove le spavature non ci sono, ogni giorno qualunque dichiarazione viene presa, rigirata, vivisezionata per crearci sopra un caso. A me, detto questo, hanno comunque sorpreso le parole di Tajani, perché insomma non credo che sia il modo con cui rivolgersi a degli alleati di governo, e non riesco a capire il perché di questa reazione stizzita, semplicemente per il fatto che la Lega sulla politica estera sta dicendo la sua. Siamo in coalizione, è noto che a livello europeo facciamo parte di gruppi diversi, peraltro Forza Italia se n'è sempre fatta vanto di questa cosa, no? Ma rimarcando la differenza rispetto al posizionamento della Lega, e non riesco a
capire però allora perché in questo momento c'è questa reazione stizzita, se il segretario della Lega o se gli esponenti della Lega tengono rapporti a livello internazionale e portano avanti una posizione sul piano di riarmo della von der Leyen che è netta e chiara, certificato peraltro anche dal voto del nostro gruppo al Parlamento europeo. Ma oltre alla frase di Tajani, ricordo anche che in settimana, quando abbiamo votato la risoluzione al governo proprio in vista del Consiglio europeo, si è fatto scoppiare un caso perché io avrei detto che per votare il riarmo di Europa. Io ho detto semplicemente quello che dice la risoluzione votata dal centrodestra è quello che la Lega chiedeva da settimane, cioè che quel piano fatto così a noi non va bene e quindi che si dovesse cercare di lavorare in Consiglio europeo e contrattare per qualcosa di diverso, perché dal nostro punto di vista in questo momento l'Europa non può permettersi 800 miliardi di euro di debito, soprattutto a fronte dell'approvazione del patto di stabilità per far comprare le armi costruite dalle aziende tedesche. Questa è la posizione della Lega. Se poi qualcuno irrita e se dietro ogni nostra presa di posizione si vede sempre un attacco al governo, la volontà di far saltare tutto, sono problemi loro. Io penso che la Lega abbia tutto il diritto di dire le proprie cose, di vendicare le proprie posizioni e cercare di influenzare di conseguenza la Presidente del Consiglio e il governo su quello che è il nostro punto di vista. Qua, dedicato a chi ha voglia di lavorare, a differenza di qualcun altro. In chiusura, cosa succede questa settimana in Parlamento? Ci sono cose rilevanti per i nostri ascoltatori? Ma diciamo che il lavoro più rilevante in questa settimana si fa nelle commissioni, perché abbiamo il decreto pubblica amministrazione che sta andando avanti, sta facendo su iter in commissione, abbiamo la legge di Calderoli sulla montagna che sta andando avanti, in aula abbiamo un testo unico sui malati oncologici, poi ci sono delle mozioni, dovremmo finalmente discutere la mozione di sfiducia Nordio, però diciamo che a livello di discussione in aula questa settimana non c'è nulla di rilevante. Il grosso, tolta l'eventuale mozione a Nordio, sarà discussa e ci portiamo dietro da un po' di settimane. Le cose politicamente più sostanziose sono in commissione. Perfetto, e noi ringraziamo il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari. Buon lavoro, Molinari. Grazie Sammy, un saluto a tutti. Grazie Riccardo Molinari, 9.14, siamo sommersi da WhatsApp al 340-6709-659, tra poco ve li leggo, ma ricordate che torniamo in onda anche questa mattina dalle 11 a mezzogiorno. Prima di tornare alla rassegna stampa, facciamo un bel segnale, una postilla, un appunto, un appello per chi ci segue tutta la mattina, perché è vero, Giulio Cainarca non conduce più la rassegna stampa, ma alle 10 conduce una trasmissione molto importante con contenuti sempre introvabili da altre parti. Ma poi chi l'ha detto che Giulia Cainarca non conduce più la rassegna stampa? Lo abbiamo in diretta con noi. Buongiorno. No, sta per arrivare. Era uno scherzo, non è vero, non c'è Giulio Cainarca. È bello che ci sono quelli, no, che ogni giorno lo evocano. Ci fosse Giulio Cainarca in onda, magari che ci fosse Giulio no, non c'è Giulio Cainarca. Vado avanti con la rassegna stampa, certamente è stato un sogno. Per un attimo abbiamo pensato che ci potesse essere il direttore Giulio Cainarca con noi, ma non è vero. È vero che non ci sei, Giulio? No, non ci sono, Sammy, hai ragione. Buongiorno. Buongiorno Sammy, buongiorno a tutte le ascoltatrici. Senti, cosa si muove? Oggi c'è una puntata fondamentale sulla strage di Erba. Perché? Cosa sta succedendo? No, guarda, oggi si conclude un ciclo di approfondimenti che abbiamo fatto, credo di grande interesse, perché abbiamo sentito quasi tutti, insomma, la gran parte dei professori, dei consulenti che hanno prestato la loro opera per la richiesta di revisione, che poi però è stata bocciata dalla Corte d'Appello a Brescia nel luglio scorso. Però abbiamo sentito il fiorfiore della scienza italiana sotto molti aspetti, dalle neuroscienze, e oggi concludiamo con un'intervista secondo me da non perdere, perché ti fa capire come una delle cose che erano state vendute come certezze, e lo sono da 18 anni a questa parte, no? Qualcuno ricorderà che uno degli elementi, oltre alla confessione dei due indagati pieni di errori che abbiamo già esaminato con i neuroscienziati,
E oltre al riconoscimento di Mario Frigerio, che non sta in piedi da nessuna parte, e anche quello l'abbiamo esaminato con fior di scienziati, perché il signor Frigerio parla di uno sconosciuto all'inizio e lo farà per 20 giorni, e poi gli verrà impiantata letteralmente quella che gli scienziati chiamano una falsa memoria, che una volta che impianti in un soggetto non se ne va più, in un soggetto debole, in un soggetto suggestionabile, per 1000 motivi, tra i quali l'esposizione al monossido di carbonio, che lo ha reso cerebralmente circonvenibile, diciamo così. Comunque l'altro elemento fondamentale dato per certo era la famosa macchiolina, la traccia di sangue trovata sull'auto di Olindo. Oggi il dottor Marzio Capra, che è un biologo dell'Università di Milano, genetista, è stato vice capo dei RIS dei Carabinieri, che sono quegli stessi che hanno fatto le indagini su Erba quando il capitano era il generale Garofano, che vedevano tutti in TV, no? E allora il dottor Marzio Capra oggi ci spiega che quella macchia non esiste, o comunque non può esistere nei termini in cui è entrata nel processo. E si capisce benissimo il perché, lo capisce anche un non scienziato, per cui è una puntata veramente da non perdere, è 1 ora e 4, per cui purtroppo credo che sporerò un pochino nel tuo potere al popolo, Sammy. Vai Però tranquillo. è veramente la conclusione, secondo me, di un ciclo di approfondimenti che comunque ritenevo utili, che non ha fatto quasi nessuno, a dire la verità, in questi termini, perché abbiamo sentito i motivi scientifici per cui le cose non sono come sono state raccontate. Ciò nonostante la Corte d'Appello di Brescia ha detto no al processo, e domani la Corte di Cassazione farà l'ultimo passaggio di questa tappa, perché gli avvocati hanno fatto ricorso contro il no al processo di revisione, e domani la Corte di Cassazione deciderà se il ricorso va accolto e quindi si tornerà in una fase processuale, un processo di revisione, o se il ricorso non verrà accolto e quindi si chiude qua. Quindi siamo alle battute finali di una vicenda che ormai per me, ma credo per chi abbia ascoltato i fatti, non le balle, per me non ha più niente di oscuro. È chiaro che quei due non c'entrano nulla, e oggi capiremo un motivo in più per cui non c'entrano nulla, con un lato inquietante, perché questo lato che conosceremo oggi a partire dalle 10 col dottor Capra ha a che fare anche con un'ipotesi che è stata sollevata non da me, ma da un magistrato di grande esperienza, il dottor Tarfusser, che proprio sulla base di quello che sentirete oggi, nella sua richiesta di revisione, è stata bocciata anche la sua, ha adombrato il falso in atti processuali. Capirete il perché. Quindi io ti ringrazio per avermi consentito di anticipare questa trasmissione, e invito veramente tutti ad ascoltarsela, e domani avremo un'altra luce sulla sentenza che comunque ci sarà. Che dal tuo modo di esporre mi pare che più o meno immagini già come andrà a finire. Sì, io presumo che avranno difficilmente gli ermellini della Cassazione il coraggio di riaprire, ma sarò lietissimo di essere stupito. Sì, stupiteci, chissà mai che sia la volta buona. Chiaro che, amici, se vi siete appassionati in questi anni, e nessuno come noi di Radio Libertà, ancora prima a Radio RPL, ha trattato l'argomento della strage di Erba, appuntamento alle 10 con Giulio Cainarca, ma naturalmente poi la replica questa sera dopo le 21 e la mattina presto, nonché sul sito radiolibertà.net, cliccando podcast trovate le trasmissioni di Giulio Cainarca. Grazie Sammy. Grazie a te. Un saluto a tutti, grazie. Buon lavoro al nostro condirettore Giulio Cainarca, e io ritorno in onda. Dai, abbiamo 10 minuti, ci apriamo i telefoni per 10 minuti, Francesco, che dici? Dai, sii un po' quacquaracquoso anche te. 0292947222, 10 minuti fitti di telefonate, quacquaracqua, il Prodi e il compagno Bertinotti, scrive questo, ma poi ci sono messaggi di ogni tipo arrivati tramite WhatsApp al 340 6709 659. Qua Roberto dalla Brianza: sabato sulla Rai ho sentito Faraone dire che Salvini è un comico, non un politico, ma una querela non se la prende. Qua leghista populista un po' razzista, non tanto, solo una punta, e quindi qua questi termini terronici, però la mia tastiera padana non riesce a scriverli. È vero. Per farla breve, la Littizzetto
mi fa cagare, ma sugli italioti al fronte ha ragione, mai vinto una guerra, anche se la prima, se non c'erano gli alleati, gli austriaci si riprendevano Milano e abbiamo sempre cambiato bandiera. Esercito italiano, peggio ancora, il militare, l'ho fatto e so quello che dico, e mandiamolo in Ucraina i nostri militari, almeno riduciamo un po' i ranghi e i salari da pagare. Capisci un attimo, Capisci quelli che sono d'accordo con la Littizzetto? Ci sono! A tutti qua, Mary dedica la canzone. Dai, fammi sentire 10 minuti, 10 secondi. Grazie Mary, certo era maggio, ma ci arriviamo assolutamente sì, marzo, aprile, maggio, e certo, qua, prepariamoci a essere invasi dai musulmani. Pierluigi, che sfiga che porti, vai davanti alla stazione centrale a fare Haftar, chissà se le donne monfalconesi andranno in massa a votare, diversamente se la dovranno vedere con la legge musulmana. Clara, interessante meditazione, qua. Vi mando questa immagine che è sempre attuale. Malcolm X, morto nel 1965, una frase che trasmettiamo spesso: se non state attenti, i media vi faranno odiare le persone che vengono oppresse e amare quelle che opprimono. 0292947222, si entra in onda dicendo qua. Facciamo la prova, vediamo. Pronto? Pronto? Qua da Torino. Ciao, buongiorno. Ciao Marco, senti, a proposito del celebrazione del fine Ramadan a Milano e cosa sta succedendo a Monfalcone, ti do una notizia fresca, ma non so se voi la sapete già, che l'ho sentita ieri a TG3 del Piemonte qui a Torino. È stato approvato il progetto in un'area che per i torinesi la conosceranno senz'altro, il quartiere Aurora, che abbraccia un'area abbastanza vasta di un ex stabilimento dimesso. Sorgerà una nuova moschea che sarà seconda solamente a quella di Roma. Hai capito bene, Sammy? Seconda quella di Roma, l'ha detto il G3 del Piemonte. E sempre faccio un attimino, se mi concedi da cronista, lo stesso G3 del Piemonte qualche giorno prima ha celebrato con grande enfasi l'apertura che fanno alcune piccole moschee a noi cittadini normali per instradarci nel mondo dell'Islam, per vedere quanto è bello, e sono tutti entusiasti, che praticamente chi non lo fa è un razzista. Ma che gentili, grazie caro, grazie. Se non vi puzzano i piedi, andiamo tutti in moschea, qua. Senza l'Unione Europea non andiamo da nessuna parte, cheat Lollobrigida, con l'Unione andiamo in guerra. In onda solo dicendo qua. Pronto? Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. E qua? Adesso te ne parlo. Andiamo in moschea tutti quanti col calzino bucato sul ditone, cosa dici? Mi fai piangere. Allora, appunto, parliamo di quelli che si definiscono responsabili alla Lupi, alla Tajani, no? Loro sono responsabili, sono talmente responsabili che, attento, ti ricordi chi aveva sponsorizzato la Schlein, vero? Romano Prodi. Come mai da qualche settimana Romano Prodi viene citato sui giornali o intervistato anche in televisione? Perché Prodi sta per rottamare la Schlein. Forza Italia, per chi continua a attaccare la Lega? Perché nel 27, se non cade il governo prima, si va a votare. E sicuramente la Schlein il panettone non lo vede. Arriverà uno più malleabile, uno più europeista di lei, o perlomeno che è meno combattivo di lei, cioè meno ruspante, meno da corteo, da manifestazione, eccetera. Un Gentiloni a caso. Forza Italia e Lupi andranno da quella parte lì. Per quanto concerne i comici, la Littizzetto, io personalmente non l'ho mai potuta sopportare nemmeno quando era giovane. Figurati adesso che è più racchia, più anziana e più incarognita.
Vi saluto ragazzi, ciao. Grazie, assolutamente niente da dire sull'aspetto fisico della Littizzetto, assolutamente. L'articolo sulla Cina, cara Quaracquacquosa, è uscita ieri sulla Verità. Grazie Antonia che me l'ha ricordato. Oggi però è lunedì e insomma ci vorrebbe un po' un riordino anche perché sennò si parla poco della Cina. C'è anche un audio. Senti l'audio Quaracquacquoso. Carissimo Sammy, buongiorno qui dalla Germania. Ciao. Beh, qui in Germania però quello che hanno fatto vedere sull'intervista di Bertinotti non è risultato un libro come scrivono tutti quelli sui giornali. Un oggetto contundente. Ha detto precisamente, gli tirerei un corpo contundente, Certo. avrei tirato un corpo contundente. Adesso, questa è un'altra cosa. Dunque... Grazie caro, beh si pensa che avesse un libro a disposizione, ecco in quel momento. Ancora una chiamata, pronto? Ciao, Uela, sono Ornella da Lecco. cara Quaracquacqua, buongiorno. Ciao, c'è una cosa, guarda, che è un po' che voglio dire. Ogni giorno di più mi rendo conto dell'inconsistenza di questa sinistra. Volevo dirlo e l'ho detto. Io tutti i giorni vado dal giornalaio, no? Mi prendo il mio il mio giornale, che non è Repubblica naturalmente, e se tu senti la gente sulla sinistra cosa ne dice? Ciao. Grazie 0292947222. Quaracquacqua. Sarebbe sbagliato se si sfiduciasse Tajani, ma Tajani non si rende conto che i sinistronzi lo considerano solo quando attacca Salvini e la Lega? Caro Marco, mica solo loro, però noi si scherza, ci mancherebbe, ognuno fa quello che gli pare, si cerca di fare qualcosa per questo povero paese. Pronto? Buongiorno Sammy del Veneto. Buongiorno. Antonello. Io sono quello del chicchirichì che non hai letto il mio WhatsApp. Ci arrivo, c'è una coda lunga. Ah, ecco, ricorda che io sono quello del chicchirichì. Allora, parla un attimo di questa porcata, abbi pazienza. Ma perché Salvini si è svegliato solo adesso per bloccare il decreto su quei cosiddetti autovelox non idonei, non omologati? Cosa ha aspettato tutto questo tempo? E adesso noi cittadini siamo qui in mezzo alla burocrazia come al solito, tutto sto casino, possiamo, non possiamo, i ricorsi, cosa succede? Ma non si sveglia. E poi un'altra cosa, questa per Zaia, glielo dico da Veneto. Sono stato ieri alla fiera di Pordenone dell'edilizia. In Friuli il caro Federica promuove l'installazione dei pannelli solari con il 40% di finanziamento, oltre il 50% quello dello Stato. E perché noi veneti no? Che pensiamo sempre alla pedemontana e a quelle che di Cortina vanno giù per sciare? Dai Zaia, svegliati un attimo. Grazie caro, grazie, invidiosi dell'autonomia, e prima o poi l'avremo. Tajani, qua detto da te non conta nulla, sei nessuno, assolutamente dal punto di vista politico, ma nemmeno quello. Prendiamo le distanze da questi ascoltatori poco ossequiosi, è vero. Marcello Sorgi, conosciuto unicamente per essere il lazzimatissimo e inutile giornalista romano, anche qui ci mancherebbe altro, sono pareri. Federica, me lo ricordo Federica, quando ingiurava quelli che non volevano vaccinarsi, oh mamma mia, ancora su quella roba, E poi su Prodi, quegli scatti d'ira di Prodi sono un sintomo di demenza senile o Alzheimer. Non è vero, me lo ricordo bene, ho avuto un familiare così, assolutamente no. Prodi, leggiti oggi i quotidiani, è sempre stato così. Fai sentire cosa diceva Berlusconi di Zelensky e della guerra in Ucraina, esattamente il contrario di quello che dice Tajani. I qua li mettiamo nel laghetto con le anatre, dice Battista. L'ombra dello spadone si erge fiera nel cielo. Alberto da Giussano ha riacceso il fuoco sacro sotto a chi tocca. E allora me ne vado anch'io. Sì, lascio spazio all'editoriale di Sallusti, poi arriva l'America, poi arriva l'attesissima puntata di Giulio Cainarca sulla strage di Erba. Io ritorno dopo le 11.